La data è quella consueta, il 1° maggio per il gruppo sportivo Val di Pierle Ciclamici. La ricorrenza invece è piuttosto particolare perché in questo 2019 si tiene proprio il 20° trofeo Val di Pierle Gran Premio Città di Cortona, un numero tondo, importante e roboante per la società organizzatrice che ha fatto di questa simbiosi tra l'Umbria e la Toscana uno dei punti di forza. Le immagini che vi arrivano dal Lisciano Niccone, siamo proprio al confine con l'Umbria, siamo in provincia di Perugia, poi basta attraversare un piccolo ponte, 100 metri e siamo in Toscana per Mercatale di Cortona. Una simbiosi appunto che si rinnova di anno in anno e che dà sempre buoni frutti e anche quest'anno sicuramente sarà così. Importante poi da ricordare per questo 2019, oltre a questa data roboante, questa 20ª edizione, una figura in particolare da ricordare alla quale ci tengono ancora in modo più particolare gli organizzatori perché questo 2019 la gara sarà valevole anche per l'assegnazione del Memorial Elio Alunni, storico presidente, prima presidente onorario poi della società organizzatrice, è venuto a mancare proprio negli ultimi mesi e quindi era doveroso questo ricordo. Ci troviamo appunto a Lisciano Niccone nel comune in provincia di Perugia e poco prima della partenza proprio dalla piazza di Lisciano abbiamo sentito il primo cittadino per le sue impressioni poco prima della partenza. Gianluca Moscioni, sindaco di Lisciano Niccone, anche quest'anno il vostro paese ha ospitato le fasi iniziali, quelle forse un pochino più caratteristiche, più spettacolari. Sì, è sempre un piacere avere questa gara qui a Lisciano, ora da quando abbiamo la partenza ufficiosa dal nostro comune. Devo dire che è una manifestazione sempre più bella, sempre più importante. Raggiungiamo anche oggi, se non ho capito male, intorno ai 150 atleti, quindi per il panorama della nostra valle è un vero fiore all'occhiello. E anche tutta la zona per il rifornimento del pranzo che è bella impegnativa, sempre pronti e scattanti, adesso non resta che goderci lo spettacolo. Assolutamente sì, noi abbiamo la nostra Pro Loco, ma non solo, perché ci sono anche tanti altri cittadini che ci danno una mano in questo giorno di festa per i lavoratori, anche se sono qui a lavorare, danno il loro tempo per contribuire alla riuscita di questa manifestazione che è veramente importante e a cui insieme anche agli organizzatori teniamo molto. E queste quindi sono le immagini preliminari del ritrovo di partenza, una giornata che minacciava pioggia e poi per fortuna tutto è andato per il meglio. Dicevamo 20ª edizione, numeri importanti così come importanti sono i numeri di coloro che hanno preso il via. Ben 164 gli atleti alla via e come vediamo dalle immagini che stanno scorrendo di fronte a noi anche partecipanti di primo ordine, una per tutte per esempio il team dei fratelli Giorgi che vediamo schierati anche con il campione regionale lombardo. Accanto a questa formazione hanno preso il via anche la Fosco Bessi di Calenzano, l'Acqua Sapone team Moccaiana, il team Alice Bike, l'Unione Ciclistica Foligno, la Big Hunter Beltrami Seanese, la Ciclissimo Bike, la CPS Professional Team, il Cycling Team Fontecollina, la Danieli Cycling Team, lo Stabia Ciclismo, il Pirata, l'Italia Nova Borgo Panigale, la PT Shoes, la Sidermec, il team Coratti, il team Fortebraccia, il team Franco Ballerini, il team Logistica Ambientale, la mamma e papà Fanini, la Work Service, la Zira Fonone Ciclistica Conscio, la Osonia Pescantina e la Valdarno Regia Congressi. Quindi da questo breve, veloce excursus ci siamo resi conto, o almeno i più se ne saranno accorti, che a livello di partecipazione ne abbiamo veramente per tutta l'Italia. Dal centro Italia, dove siamo, Toscana e Umbria, con qualche puntata anche nelle Marche, dalla Lombardia alla Basilicata, veramente gran parte dell'Italia è rappresentata per questa che piano piano come gara è riuscita a togliersi le sue soddisfazioni, a ritagliarsi i suoi spazi. Siamo alla 20ª edizione, all'inizio, mentre vediamo le immagini che portano gli atleti verso il chilometro zero, proprio sotto lo striscione di arrivo di Mercatale di Cortona, dicevamo all'inizio per questa gara è stato difficile ritagliarsi il proprio spazio perché scontava la concomitanza con l'allora Giro della Toscana per gli juniores. Poi purtroppo, questo va detto, la gara è venuta meno e però gli organizzatori con Nazareno Bricchi ma tutti i suoi collaboratori hanno tenuto duro, sono riusciti come detto a ritagliarsi il loro spazio e adesso possono contare su una manifestazione
sicuro di buona organizzazione, anche perché c'è da dire, e questo lo diciamo perché abbiamo modo di parlare con le varie società, quando una società viene a questa manifestazione si rende conto del livello di partecipazione e torna ben volentieri. E siamo appunto all'altezza dello striscione di arrivo, chilometro zero per tutti e 164 gli atleti che daranno vita a questo Gran Premio Città di Cortona al 20° trofeo Val di Pierle, l'assessore allo sport di Cortona Andrea Bernardini insieme alla sindaca di Cortona Francesca Basanieri, il presidente del comitato provinciale aretino Antonio Martini, insieme anche alla neopresidente Roberto Alunni della città organizzatrice come mossieri della manifestazione. Abbassata la bandierina scacchi e quindi è partito ufficialmente questa manifestazione. Il percorso è quello ormai rodato, ormai consolidato per il trofeo Val di Pierle. Una prima parte, la possiamo dire almeno sulla carta, sicuramente più semplice, con 6 giri da percorrere pianeggianti attraverso Mengaccini, Vivio San Martino, Lisciano Niccone e Mercatale, e questi saranno passaggi che avverranno nel senso opposto rispetto all'arrivo, quando poi mancheranno 3 giri alla conclusione, la parte diciamo un pochino più impegnativa, la seconda metà di gara, con il percorso attraverso Mengaccini, Lisciano Niccone, la salita verso Cima Protini che sarà Gran Premio della montagna, quindi le Crocicchie, Bivio Pregio, Il Pino, Bivio San Martino, Mengaccini e appunto il passaggio da Mercatale nel senso poi dell'arrivo. Radio corsa curata dalla coppia di Adriano Dini e Piero Germelli, veramente encomiabili, e qui preme fare anche un ringraziamento personale. Come un ringraziamento c'è da fare a questi 3 ragazzi che hanno il merito di essere stati i primi attaccanti di giornata. 10° chilometro di gara, 3 gli atleti al comando. Col dorsale 36 il giovane portacolori della Big Hunter Beltrami Seanese Leonardo Galigani, e poi 2 atleti di una formazione che sicuramente è stata fortemente voluta dall'organizzazione e non solo, 2 atleti appunto dell'Ausonia Pescantina, con il dorsale 181 Emanuele Benedetti e con il 184 Andrea Fabiani. Questa la coppia al comando che, nonostante la superiorità numerica dell'Ausonia Pescantina, va comunque avanti di buon accordo. A 30 secondi arriva col dorsale 162 Andrea Sturaro della Work Service, che prova a riportarsi in scia al terzetto che si è formato al comando, gruppo dove riconosciamo le maglie della PT Shoes a fare l'andatura a 35 secondi di ritardo. Quindi per il momento minimi distacchi, ma siamo proprio nelle prime battute di questo 20° trofeo Val di Pierle Gran Premio Città di Cortona. Vediamo andatura decisamente elevata, con vari drappelli che si vanno a formare sulla testa del gruppo, protagonisti anche le formazioni della Valdarno, della CPS, così come anche tutte le altre formazioni che via via arrivano sulla testa della corsa, quindi grande bagarre fin dai primi chilometri. Noi con le immagini ci riportiamo al termine del secondo giro pianeggiante, sempre sui 3 atleti al comando. Sempre la coppia dell'Ausonia Pescantina, composta da Andrea Fabiani e da Emanuele Benedetti, e in terza ruota il portacolori della Big Hunter Leonardo Galigani. Questo ponte che abbiamo appena attraversato proprio con la testa della corsa è il ponte che fa da confine tra la Toscana e l'Umbria. Abbiamo attraversato questo ponte e siamo tornati in Toscana, adesso svolta a destra e ci metteremo, lo ricordiamo, in senso contrario sotto lo striscione di arrivo, dove comunque è esposto il cartello che indica 7 giri alla conclusione dei totali. È cambiata la situazione alle spalle del terzetto al comando, perché adesso c'è un portacolori della CPS all'inseguimento ed è col dorsale 52 Mario Iannone, che è segnalato proprio al passaggio sotto lo striscione di arrivo a 30 secondi di ritardo, mentre il gruppo transita, a questo caso sembra con andatura un pochino più tranquilla, a 40 secondi di ritardo. Continuano ad andare di buon accordo i 3 atleti al comando, con Leonardo Galigani che comunque sembra fare la sua parte sulla testa della corsa, nonostante possa in un certo senso sulla carta godere di una posizione di privilegio perché è in inferiorità numerica, quindi potrebbe lasciare tutto il peso
dell'andatura sui due atleti dell'Ausonia Pescantina. Invece anche Leonardo Gallegani, l'atleta diretto da Filippo Fuochi, fa la sua parte proprio su questo terzetto, tanto che il vantaggio è andato decisamente a aumentare, e lo vediamo anche dalla macchina di cambio ruote che sta seguendo questi tre atleti che compongono la testa della corsa. Quindi questo vuol dire che il vantaggio è sicuramente superiore ai 30 secondi. Lisciano Niccone adesso siamo praticamente nella zona dove è venuto il pranzo, dove ha ospitato tutta la carovana della manifestazione. Adesso svolta a destra e ritransiteremo praticamente dalla zona della partenza. Noi aspettiamo il gruppo, così come stanno facendo anche numerosi sportivi. Iannone, l'atleta della CPS, si è reso conto che ormai il suo inseguimento è abbastanza vano alla caccia dei tre atleti al comando, e quindi col suo passo si riposa un attimo, se così possiamo dire, e sta aspettando l'arrivo del gruppo. Intanto è di 1 minuto e 20 il ritardo per Iannone dai tre atleti al comando. Il gruppo, anche questo con andatura piuttosto tranquilla, transita a 2 minuti e 5 secondi. Anche gli atleti della Work Service di Matteo Berti si fanno vedere sulla testa della corsa. A breve quindi tornerà compatto il gruppo alle spalle dei tre atleti al comando, e noi tra poco ci avviciniamo nuovamente al passaggio dalla zona arrivo. È una formula piuttosto rodata e anche consolidata questa di questo percorso, proprio perché permette tanti passaggi dalla zona arrivo, quindi anche chi non si vuole spostare per vedere la corsa, rimanendo in zona arrivo può vedere tanti passaggi dalla zona di arrivo. Fa piacere comunque vedere anche Germani sulla testa, comunque tra i partiti della Work Service, che quindi dopo l'incidente di inizio stagione dimostra di essere completamente recuperata. Ha bisogno di mettere qualche chilometro sulle gambe, ma è tutto guadagnato. Adesso il gruppo sembra aver un'intenzione un pochino maggiore di andare a recuperare i tre atleti al comando. Intanto viene recuperato Iannone e quindi il gruppo si ricompatta alle spalle dei tre atleti al comando. Noi ci siamo nuovamente portati sulla zona d'arrivo quando mancano 4 giri alla conclusione. Sempre 3 gli atleti al comando, sempre Benedetti a fare l'andatura dorsale 181 per Emanuele Benedetti dell'Ausonia Pescantina, alla sua ruota il compagno di casacca Andrea Fabiani, dorsale 184 per lui, e Leonardo Galligani, l'atleta della Biganta, dorsale 36 per lui, che per il momento si mantiene in terza ruota. Abbiamo detto 4 giri alla conclusione e cerchiamo adesso di capire se l'inseguimento che stava organizzando il gruppo alla caccia di questo terzetto sta provocando un qualche movimento. La macchina cambio ruote è sempre lì, questo vuol dire che il vantaggio è comunque ragguardevole e abbastanza rassicurante. All'ultimo rilevamento tempi comunque l'avanguardia gruppo aveva un ritardo di 2 minuti, superiore a 2 minuti, per la precisione 2 minuti e 5 secondi. Ricordiamo quindi che questa è il 20° trofeo Val di Pierle Gran Premio Città di Cortona. È importante ricordare anche la memoria di Elio Alunni per questa manifestazione, così come è importante ricordare la Banca Popolare di Cortona, il comune di Cortona e ovviamente la provincia di Arezzo e il comune di Lisciano Niccone, ma abbiamo visto anche i propri rappresentanti presenti sul posto, e quindi sicuramente grande il loro apporto. Eccolo qua che arriva il gruppo e Radio Corsa ci informa che il ritardo è di 1 minuto e 55 secondi, quindi ancora un bel margine per i 3 atleti al comando. Stavamo facendo alcuni ringraziamenti per quanto riguarda l'organizzazione, quindi fondamentali anche la Proloco di Lisciano Niccone, l'UPD Val di Pierle, l'associazione culturale Val di Pierle in Allegria, il comitato regionale per quanto riguarda la federazione ciclistica toscana, così come quello provinciale, e ovviamente, come abbiamo detto, la Banca Popolare di Cortona. È una piccola comunità quella di Mercatale insieme a quella di Lisciano, che praticamente per 364 giorni l'anno lavorano per la riuscita di questa manifestazione. Il 365esimo è quello della gara. Una grande meticolosità nell'organizzazione, che però poi le nostre immagini ce la stanno anche dimostrando. Ci siamo riportati quando ormai siamo vicini nuovamente al passaggio dalla zona arrivo sui 3 atleti al comando.
eccoli qua che si fanno ormai questo percorso che abbiamo ormai imparato a riconoscere. Adesso gli atleti sono a 3 giri dalla conclusione, quindi vuol dire che termina il circuito pianeggiante e si andrà ad affrontare per la prima volta la salita di Cima Protine. Cima Protine che servirà per assegnare il Gran Premio della Montagna, che sarà a punteggio. Quindi 3 punti al primo, 2 punti al secondo, 1 punto al terzo, e poi al termine dei 3 passaggi totali verrà stilata la classifica. In caso di parità conterà maggiormente l'ultimo passaggio sulla salita. Alle spalle dei 3 atleti al comando arriva col dorsale 113 Richard Perica del team Coratti, che quindi è l'immediato inseguitore del terzetto al comando, che è segnalato quindi a 1 minuto e 20 secondi di ritardo, che di fatto ha svegliato un po' il gruppo, se così possiamo dire, perché comunque rimane in sua scia, che è segnalato a 1 minuto e 25 secondi di ritardo. C'è stata quindi una discreta reazione da parte del gruppo, con Perica che probabilmente sperava che qualcuno potesse mettersi nella sua scia, ma così non sta avvenendo, e questo è il gruppo dove si riconoscono in gran numero anche le maglie del team Franco Ballerini 2C, che cominciano a prendere posto sulla testa del gruppo. Andatura che adesso sembra decisamente più elevata sulla testa del gruppo, e adesso comunque cominciano un po' i giochi anche per quanto riguarda le posizioni da prendere in salita. Fino allo scorso anno la parte finale di questa salita era leggermente sterrata. Da quest'anno l'amministrazione ha deciso di asfaltarla con buona pace sia degli organizzatori che degli appassionati. In un certo senso era un po' il fascino della manifestazione, ma era anche un po' un anello debole, perché erano sempre delle grosse incognite. Adesso questo motivo non c'è più. Adesso però si gira a sinistra, perché non andiamo più direttamente a Mercatale di Cortora, ma si va verso la salita, e la strada inizia a salire. Ovviamente questi ragazzi che si trovano sulla testa sono fuori da circa 40 km, e quindi la fatica ovviamente può anche iniziare a farsi sentire. E intanto prende di petto la situazione Emanuele Benedetti della Ausonia Pescantina con la sua rota il compagno di squadra Fabiani, mentre sembra un pochino più in difficoltà Galligani, l'atleta della Big Hunter, che per il momento si mantiene in terza ruota, anzi sembra proprio perde un po' contatto, anche se si alza sui pedali l'atleta della Big Hunter, che comunque è stato protagonista di una bella azione, e insieme a questi due atleti hanno comunque il merito di aver animato la prima parte di gara. E adesso vedremo se il gruppo sta organizzandosi in qualche modo, stia cercando di andare a recuperare chi si trova sulla testa. La macchina del cambio ruote è sempre presente, quindi questo vuol dire che almeno una trentina di secondi di vantaggio i ragazzi li hanno. Parliamo in questi termini perché Radio Corsa, appunto formata da Dini e Germelli, ci sta informando che il gruppo ha avuto una decisa reazione. Rimane quindi tra i 2 atleti al comando il gruppo Galligani della Big Hunter, Beltrami Seanese, e intanto vedremo anche quello che farà il gruppo alle spalle. Lasciamo andare quindi il giovane ragazzo al primo anno nella categoria, che in qualche modo affronta la strada che sale fino al Gran Premio della Montagna, e vedremo poi quello che succederà anche alle spalle. Questo è il primo dei 3 passaggi totali sulla salita. Saranno alla fine 111 in totale i chilometri da percorrere, quindi lasciamo andare appunto Galligani e il gruppo, dove è sempre la formazione di Davide Lenzi e Samuele Breschi a fare l'andatura, il team Franco Ballerini, che si è decisamente messo all'inseguimento. Infatti è praticamente dimezzato il ritardo, 50 secondi il ritardo del gruppo. Anche il team Fratelli Giorgi si fa vedere insieme al team Danieli, quindi anche il Friuli, ci eravamo dimenticati nel ricordare le varie formazioni al via, però veramente grande la spinta del team Franco Ballerini, con Alessio Riccardi che sta imprimendo un discreto passo sulla testa della corsa, e via via tutti gli altri. Questa sarà sicuramente un'andatura che potrà far male a qualcuno. Ricordiamo, questo è il primo passaggio
sulla salita. Avevamo detto 50 secondi all'ultimo rilevamento tempi, il ritardo del gruppo dai due atleti al comando, gruppo che praticamente ormai ha messo nel mirino l'atleta della Big Hunter, ovvero appunto Galigani, e a breve quindi potremo avere nuovamente una situazione diversa sulla testa della corsa. Anche la CPS si fa vedere con Alessandro Verre sulla testa della corsa, atleta che forse lo scorso anno fu un po' una rivelazione per i più nel ciclismo, almeno su strada. Quest'anno è sicuramente tenuto d'occhio in modo più particolare che rispetto al scorso anno. Risaliamo verso la testa e troviamo appunto ancora una volta Galligani che in solitaria si fa praticamente una cronoscalata, che in solitaria sta continuando a salire verso il Gran Premio della Montagna, e troviamo nuovamente i due atleti al comando. Si sta per disputare il primo dei 3 Gran Premi della Montagna con appunto la testa della corsa. Vedete anche il pubblico che, considerando la discreta vicinanza tra la salita e l'arrivo, si è anche spostato verso le pendenze per andare a vedere un po' anche la corsa in più parti. C'è comunque il tempo, una volta vista la salita, di scendere fino all'arrivo, perché si va nel senso opposto alla competizione, quindi anche questa è una formula decisamente vincente per quanto riguarda gli organizzatori, per quanto riguarda la logistica della competizione. E intanto è sempre Benedetti a fare l'andatura su Fabiani, sui due compagni di squadra dell'Ausonia Pescantina, e quindi probabilmente questo sarà anche l'ordine con il quale transiteranno sul Gran Premio della Montagna. Sono più preoccupati obiettivamente del gruppo che sta rinvenendo che non di disputare la volata per il Gran Premio della Montagna, anche perché questo è solo il primo dei 3 passaggi. 200 metri al Gran Premio della Montagna, e abbiamo visto un'immagine che ai più dà sempre noia, o almeno a coloro che si trovano sulla testa, perché se n'è andata la macchina del cambio ruote. Questo vuol dire che almeno l'avanguardia gruppo sta decisamente avvicinandosi, meno di 30 secondi, quindi il ritardo per il gruppo dai 2 atleti al comando, che ormai si stanno avvicinando tutto sommato rapidamente appunto al Gran Premio della Montagna. Continuano a procedere in questo ordine, quindi sarà sicuramente Benedetti a passare in prima posizione sul Gran Premio della Montagna, con Fabiani che si mantiene in seconda ruota. Cerchiamo di capire com'è la situazione alle spalle. A 15 secondi arriva un primo drappello inseguitore con Butteroni del team Franco Ballerini, che va ad aggiudicarsi la terza posizione sul Gran Premio della Montagna. E qui vediamo anche la selezione che ha fatto sia la salita che la forte andatura che hanno impresso i vari atleti sulla testa del gruppo. Frazionata, allungata, ma tutto sommato sempre numeroso il gruppo, il grosso del gruppo. Intanto transita anche Madrucci, il neocampione provinciale per quanto riguarda la provincia di Arezzo, appunto il giovane atleta della Valdarno. E quindi adesso siamo al 66esimo chilometro di gara, ed è decisamente cambiata la situazione, perché è stato annullato il tentativo di Fabiani e Benedetti, dei superstiti Fabiani e Benedetti, e possiamo praticamente parlare di gruppo compatto seppur allungato. Sempre l'Ausonia Pescantina adesso che sta provando a prendere in mano la situazione, a cercare collaborazione anche con questo drappello che si è formato sulla testa della corsa. E adesso Mattia Bernacchioni, l'atleta della PT Shoes, prova un allungo in solitaria, anche perché dovrebbe esserci un traguardo volante più o meno in questo tratto, e quindi magari probabilmente Bernacchioni sa di questo traguardo volante e vuole andare a giudicarselo. Fatto sta comunque che questo tentativo dell'atleta guidato da Antonio Politano per il momento non sta avendo grande successo. Gruppo che si mantiene compatto, la sensazione è che ormai si stia aspettando il secondo passaggio sulla salita per vedere di smuovere un po' le acque, per cercare
di creare un po' di movimento. Non cambiano però le formazioni che sono maggiormente impegnate sulla testa della corsa. La Sonia Pescantina, il team Franco Ballerini, la World Service, il team Fratelli Giorgi, più o meno sono queste le squadre, e c'è da dire che più o meno alla vigilia erano anche queste quelle che erano tra le più attese. Parlavamo con Bricchi, Nazareno Bricchi, uno degli organizzatori della manifestazione pochi giorni prima della competizione, e ci diceva che il loro desiderio era di avere tanti corridori alla partenza, e nel momento in cui si sono resi conto che questi tanti corridori c'erano, avevano un po' di ansia, un po' di apprensione, perché forse avevano il timore di non saper gestire questo gruppo, ma come vediamo lo hanno saputo gestire benissimo. Seconda volta la salita verso Cima Protine, ed è cambiata la situazione. Sempre due atleti al comando, sempre due atleti della stessa formazione, ma in questo caso è la formazione del team Giorgi, con il dorsale 144 Mattias Vacek e con il dorsale 141 Alessio Martinelli, il campione regionale lombardo. Questi due atleti al comando, ma a 10 secondi arrivano proprio tra gli immediati inseguitori. Intanto vediamo Butteroni col dorsale 130 del team Franco Ballerini. Poi arriva per l'Italia Nuova Borgo Panigale un altro atleta, un altro drappello, insomma si va a formare, per cui riconosciamo per esempio anche Giosuè Crescioli, riconosciamo Antonio Tiberi del team Franco Ballerini, ancora un atleta della Sonia Pescantina e un altro del team Giorgi. Con la coda dell'occhio però riusciamo a vedere ancora altri atleti che si stanno formando. Probabilmente questo drappello andrà a ricompattarsi tra Vacek, Martinelli e lo stesso portacolori dell'Italia Nuova Borgo Panigale, che potrebbe essere d'apporto. Cercheremo di essere precisi più avanti. Quindi siamo, come detto, nel secondo passaggio sulla salita di Cima Protine, e quindi la situazione è decisamente fluida. Siamo in un tratto di strada, un tratto della corsa piuttosto importante, piuttosto decisivo, quindi si sa che in questo tratto bisogna cercare di fare la differenza senza però sprecare troppo le energie. Corsa decisamente frazionata. Adesso cercheremo, magari una volta terminata la salita, di fare un po' anche il punto della situazione. Si fanno vedere anche gli atleti dello Stabia Ciclismo, che piano piano provano a riportarsi ad entrare a far parte del drappello più di testa, e intanto arriva anche Alessandro Cappelli proprio della stessa formazione. Allora proviamo a risalire verso la testa della corsa per cercare di capire com'è la situazione. Troviamo un atleta in maglia team Franco Ballerini, e dovrebbe essere Tiberi, se non andiamo errati, se non abbiamo visto male il numero, ma potremo tranquillamente sbagliarci. E andiamo a recuperare proprio la coppia al comando. A fare l'andatura il campione regionale lombardo Alessio Martinelli del team Giorgi, alla sua ruota Mattias Vacek, sempre della stessa formazione, uno degli atleti sicuramente, insieme anche a Martinelli, più attivi in questo inizio di stagione di questo 2019. Ricordiamo che Vacek è ceco, è un ragazzo ceco del primo anno. Passaggio appunto sul Gran Premio della Montagna, con Martinelli in prima posizione e Vacek alla sua ruota, quindi anche in questo caso due atleti della stessa formazione, così come al primo passaggio. Terza posizione, ci informa Radio Corsa, sul Gran Premio della Montagna per Antonio Tiberi del team Ballerini, quindi quell'atleta in maglia team Ballerini era decisamente Antonio Tiberi, che eccolo qua adesso si è riportato sulla coppia del team Giorgi. Quindi è un po' il leitmotiv di questo 20° trofeo Val di Perle Gran Premio Città di Cortona, con dei terzetti che si formano sulla testa della corsa, due della stessa formazione e uno che deve stare in inferiorità numerica. È sicuramente un terzetto di prestigio questo sulla testa della corsa, sicuramente questi sono tra gli atleti tra i più attesi alla vigilia. Dorsale 139 per Antonio Tiberi, chiamato tra qualche ora, tra qualche giorno rispetto a quando verrà, da quando è stata svolta la gara, a difendere il titolo di campione regionale a cronometro, e insieme a lui altri due mattatori di questo inizio 2019. Dorsale 141 per il campione regionale Martinelli, dorsale 144 per Mattias Vacek. Alle spalle di questo drappello, di questo terzetto, scusate, un drappello
che comprende 6-7 unità, se non andiamo errati, e cerchiamo di capire chi potrebbero essere questo drappello. Allora, riconosciamo col dorsale 142 Nicola Plebani del Team Giorgi, con il 96 Giosuè Crescioli della PT Shoes. Poi cerchiamo ovviamente di rispettare la sicurezza e l'incolumità dei ragazzi più che altro. Poi riconosciamo col dorsale 54 Verre, Alessandro Verre della CPS, poi ancora con il numero 89 da Porto dell'Italia Nuova Borgo Panigale, con il 183 tra gli atleti che compongono il drappello degli immediati inseguitori un altro portacolori della zona pescantina, Andrea De Biasi, e poi questo drappello è segnalato a circa 20 secondi di ritardo. Ancora più indietro questo drappello che adesso vediamo inquadrato, dove riconosciamo per esempio Alessio Nieri col dorsale 37 per la Big Hunter, riconosciamo anche Butteroni per il team Franco Ballerini, e un quintetto 5 unità che probabilmente andranno a ricongiungersi poi con l'altro drappello. Questo che vediamo inquadrato invece è l'avanguardia del gruppo Ammiraglie. 1 minuto e 10 secondi il ritardo per questo gruppo, appunto alle spalle del terzetto, ricordiamo, sempre composto dalla coppia del Team Giorgi insieme all'atleta del Team Franco Ballerini. 1 minuto e 10 abbiamo detto il ritardo per l'avanguardia gruppo, quando ancora c'è tutto un giro da percorrere. Quindi questo vuol dire che ancora la situazione è decisamente fluida e può ancora decisamente cambiare, perché come ci dimostrano queste immagini vediamo che il gruppo non ha nessuna intenzione di lasciar sfuggire questa opportunità. Ci riportiamo però sulla testa della corsa, perché quando passeremo dalla zona arrivo, e questa volta lo faremo nel senso giusto, suonerà la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro. È buono l'accordo tra i 3 atleti al comando, ecco qua il cartello che indica 150 metri alla conclusione. Va via però la macchina di cambio ruote. Eccolo il passaggio dalla zona arrivo per i 3 atleti al comando: Vacek, Tiberi e Martinelli, l'esatto ordine con il quale sono transitati sotto lo striscione di arrivo al suono della campana. Questi 3 atleti che raccolgono anche l'incoraggiamento di coloro che sono rimasti sotto l'arrivo, e poi tra poco ne arriveranno decisamente di più. Dicevamo, buono l'accordo tra i 3 atleti al comando, e vedremo la situazione alle spalle. Martinelli si è reso conto che una volta andata via la macchina di cambio ruote il gruppo potrebbe essere vicino, e quindi continua a voltarsi. Il suo compagno di squadra Vacek continua a tirare, e anche Tiberi, essendo anche su questo terreno sicuramente una bella mano per questa coppia, fa la sua parte sulla testa della corsa. Lasciamo andare il terzetto al comando, e come avevamo un po' previsto si è ricomposto, si è riaggruppato i 2 drappelli che erano alle spalle dei 3 atleti al comando, quindi c'è un drappello piuttosto numeroso sugli inseguitori. E tra questi inseguitori abbiamo col dorsale 96 Crescioli della PT Shoes, con il 183 De Biasi della Osò, con il dorsale 54 Verre della CPS Professional Team, 2 atleti dell'Italia Nuova con l'89 da Porto e con il 90 Gallo, con il 142 Plebani del Team Giorgi, 2 gli atleti per lo Stabia Ciclismo con il 74 Draghi e con il 72 Dati, un atleta per il Team Franco Ballerini Butteroni, poi ancora per la Danieli abbiamo col dorsale 63 D'Aiuto, e per la Big Hunter ancora una volta Nieri a comporre questo drappello. Questo drappello, che è l'immediato inseguitore, mentre intanto passiamo proprio dalla zona della partenza, ha una trentina di secondi di ritardo. Questo invece che vediamo inquadrato è un altro gruppetto che non è ancora il gruppo Ammiraglie, che è segnalato a 55 secondi di ritardo. Più indietro ancora, quindi, come abbiamo detto, il gruppo Ammiraglie, che è segnalato a circa 1 minuto e 20 secondi di ritardo. Quindi anche questa situazione è decisamente frazionata dall'idea di quanto sia stata affrontata velocemente questa competizione, di quanto abbia messo a dura prova le forze dei ragazzi. Adesso si sta praticamente iniziando nuovamente per l'ultima volta la salita verso il Gran Premio della Montagna di Cima Protine, e quindi adesso abbiamo questo drappello che è segnalato a circa 1 minuto
di ritardo, un minuto di ritardo dalla testa, e noi risaliamo verso la testa della corsa. Andiamo a ritrovare questo drappello che abbiamo ricordato poco fa, che è segnalato a circa 30 secondi, 40 dai tre atleti al comando. Vediamo per Itala Nuova col dorsale 90 Andrea Gallo a fare l'andatura. Noi però continuiamo poi a risalire per andare nuovamente a recuperare il terzetto al comando, che si sta decisamente avvicinando al Gran Premio della Montagna. Ed eccoli qua i tre atleti che avevamo lasciato, e li ritroviamo con Vacek a fare l'andatura, Martinelli in seconda posizione, Tiberi in terza ruota. Come detto, ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna, e noi ne approfitteremo per fare anche un po' la situazione dei tempi, per capire a quanto ammonti le varie situazioni. È palese a questo punto che Vacek eventualmente stia lavorando per il compagno di squadra Martinelli, perché è sempre e comunque il giovane ceco a fare l'andatura, e giustamente Tiberi si mantiene in terza ruota. È tornata la macchina di cambio ruote alle spalle dei tre atleti al comando, e quindi questo non può che far piacere ai tre corridori, perché vuol dire che il vantaggio è tornato nuovamente a salire. Noi li accompagneremo fino al Gran Premio della Montagna, dove magari ci fermeremo anche per cercare di capire come si sarà eventualmente evoluta la situazione. Adesso ricordiamo che dal Gran Premio della Montagna all'arrivo c'è una decina di chilometri, quindi questo è anche il momento di fare un po' di tattica, di pretattica, perché più energie si sprecano ora, meno ci sanno. Poi comunque Tiberi è in una posizione un po' infelice, perché come dire, è in inferiorità numerica, per cui il Team Giorgi ha più frecce da tirare dal proprio arco. Noi intanto ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna, e cominciano un po' di bagare intanto. Giustamente il Team Giorgi comincia a far valere la propria superiorità numerica, ma Tiberi era prontissimo, se l'aspettava quasi questo scatto di Vacek, che quindi non molla per nessun motivo la ruota del ceco davanti a lui. Sembra un pochino più in affanno invece Martinelli, l'atleta in maglia biancoverde di campione regionale lombardo, ma adesso continuiamo ad avvicinarci al Gran Premio della Montagna con i tre atleti al comando. Ultimi momenti anche per poter dare il rifornimento da personale appiedato, come si suol dire. Ed eccolo il passaggio al Gran Premio della Montagna, con Vacek in prima posizione, secondo Tiberi e terzo Martinelli. Arriva il drappello degli immediati inseguitori, un minuto con Tiberi proprio a guidare questo drappello e Nieri a chiudere invece sul lo stesso gruppo. Leggermente staccato arriva l'atleta del team Danieli d'Aiuto, che è stato un po' in difficoltà nel tratto di salita, mentre a 1 minuto e 50 secondi arriva l'avanguardia del primo drappello inseguitore. Eccolo qua, un drappello piuttosto numeroso, che comunque a 1 minuto e 50 secondi, quindi ci viene da sbilanciarci dicendo che per questo drappello ormai il discorso vittoria è un discorso un po' concluso. Adesso ci tuffiamo in discesa con questi atleti, una discesa comunque pedalabile. Per fortuna quest'oggi la giornata è stata asciutta, e quindi anche questa difficoltà, che in altre edizioni è stata sicuramente protagonista, ha risparmiato i ragazzi. E quando mancano meno di 10 km alla conclusione ci siamo riportati sulla testa della corsa, sempre tre atleti al comando, sempre Vacek, Martinelli e Tiberi, per questo finale del 20° trofeo Val di Pierle Gran Premio Città di Cortona Memorial Elio Alunni. E quindi adesso si comincia davvero a fare le varie congetture, a cercare di capire quante forze sono rimaste nei serbatoi di ogni ragazzo, fermo restando, come abbiamo già ricordato, che per il Team Giorgi ci sono più possibilità da poter giocare, mentre il povero Tiberi si deve guardare un po' da tutte le parti per capire com'è la situazione. Arriva all'inseguimento Giosuè Crescioli, l'atleta della PT Shoes Cicli Taddei, arriva a 35 secondi di ritardo. Evidentemente l'atleta della PT Shoes si è reso conto che non c'era più grandissimo accordo tra coloro che stavano inseguendo, e quindi ha deciso di muoversi in autonomia e di portarsi tutto solo all'inseguimento
dei 3 atleti al comando. Chiede alla nostra telecamera a quanto ammonti il suo ritardo, quindi ha già guadagnato qualcosa rispetto al drappello di cui faceva parte, quindi questo è il momento solo di insistere per Giosuè Crescioli, quando siamo ormai verso la fase conclusiva. A 40 secondi arrivano gli ex compagni di avventura di Crescioli, eccoli qua che stanno anche loro avvicinandosi verso la conclusione. Anche da Porto dell'Italia Nova Borgo Panigale fa la sua parte sulla testa della corsa, poi è la volta di essere rilevato da Alessandro Verre della CPS. Poi riconosciamo anche gli atleti dell'Ausonia Pescantina, dovrebbe essere De Biasi, l'atleta dell'Ausonia Pescantina, poi riconosciamo Nieri della Viganter e anche via via tutti gli altri atleti. Sembrano cambi piuttosto regolari per questi atleti che fanno parte del drappello degli immediati inseguitori, però evidentemente se Crescioli se n'è andato da questo drappello forse si era reso conto che non c'era più tantissimo accordo. Arriva Gregorio Butteroni per il team Franco Ballerini a fare da stopper per cercare di favorire il suo compagno di squadra che si trova sulla testa. Arriva però anche Draghi per quanto riguarda lo Stabia a fare l'andatura, e noi però ci riportiamo verso la testa quando mancano 5 km alla conclusione. Cambi regolari per il terzetto al comando. Ormai siamo a meno di 5 km dalla conclusione, con Crescioli che è sempre l'immediato inseguitore di questi atleti che vediamo inquadrati. Ricordiamo che praticamente Vacek e Martinelli prima, in un secondo momento praticamente subito dopo Tiberi poi, se ne sono andati sul secondo passaggio sulla salita di Cima Protine, e quindi un bel pezzo di strada in avanscoperta per il triatleta al comando. Andiamo a vedere se è sempre Crescioli l'immediato inseguitore, ed è così. 15 secondi, ha guadagnato ancora qualcosa Giosuè Crescioli, che adesso sembra un po' appesantito però nella sua andatura, si muove parecchio di spalle e giustamente anche la fatica che si fa sentire per Giosuè Crescioli, la PT Shoes Ciclita Day, che però è arrivato a soli 15 secondi dai 3 atleti al comando. A 22 secondi arriva il drappello con Verre a fare l'andatura, sempre i corridori che ormai abbiamo già ricordato. 22 secondi quando, ricordiamo, mancano meno di 5 km alla conclusione, quindi davvero ancora tutto da vedere per questo palpitante finale del Gran Premio Città di Cortona, 20° trofeo Val di Perle Memorial Elio Alunni. E noi adesso a breve torneremo a risalire verso la testa, e poi dovremo anche giocoforza lasciare la corsa per spostarci poi sul rettilineo finale per cercare di capire poi l'epilogo. Ritroviamo Giosuè Crescioli che però adesso ha perso qualcosa dai 3 atleti al comando, una ventina di secondi adesso il suo ritardo. Era arrivato davvero vicino Crescioli dai 3 atleti al comando, però evidentemente la fatica ha cominciato a farsi sentire, e quindi a breve mi sa che potrebbe essere anche recuperato dal gruppo che avevamo visto proprio sulla sua scia. E quindi ormai sembra un discorso a 3 il Gran Premio Città di Cortona, 20° trofeo Val di Pierle per quanto riguarda la fase finale. Tiberi si guarda dai compagni di avventura e si guardano anche gli stessi Vacek e Martinelli, perché probabilmente hanno già in mente qualcosa per cercare di stringere nella loro morsa l'atleta laziale del team Franco Ballerini 2C, che probabilmente sarà costretta ad inventarsi qualcosa per provare a mettere la sua ruota davanti a quella di tutti gli altri. Adesso per il momento è Martinelli a fare l'andatura, prova ad allungarsi leggermente Tiberi, prova a rimanere un po' più nelle retrovie, probabilmente perché vuol provare a piazzare la botta vincente, ed eccola qua che la piazza Antonio Tiberi nella più classica delle azioni. Meno di 2 chilometri alla conclusione, prova a piazzare la botta vincente Antonio Tiberi, ma Martinelli sembra essere il primo ad andare a riportarsi su di lui, e con lui alla sua ruota il compagno di squadra Vacek. Niente da fare per Antonio Tiberi, che però insiste nel suo tentativo, sa che questo è l'unico modo che può avere per vincere. Noi ci siamo spostati sul rettilineo finale e si presentano appaiati, anzi tutti e 3 insieme, il terzetto che ha caratterizzato le fasi finali. Lanciata la volata con Vacek
cerca al centro, spunta però Martinelli a sinistra del teleschermo. Tiberio ormai è tagliato fuori, un testa a testa ed è Martinelli appunto del team Giorgi che taglia da guarda a braccia alzate. Seconda posizione per Mattias Vacek, terzo Antonio Tiberi del team Franco Ballerini. Lanciata la volata anche per la quarta posizione, ancora una volta una maglia del team Franco Ballerini ed è quella di Gregorio Butteroni che va ad aggiudicarsi la quarta posizione, quinto Draghi e sesto Dati, entrambi dello Stabia Ciclismo, settimo Plebani del team Giorgi, ottavo D'Apporto dell'Italia Nuova, nono dei Biasi dell'Ausonia e decimo Gallo dell'Italia Nuova. Ancora altri atleti che stanno arrivando, veramente tanti coloro che sono arrivati in conclusione, perché alla fine sono stati 87 dei 164 che hanno preso il via. Ancora sprint proprio sotto lo striscione di arrivo in questo rettilineo che si presta benissimo alla conclusione di una gara ciclistica, anche un folto pubblico che nel frattempo è riuscito a raggiungere anche l'arrivo. Adesso noi ci vediamo le immagini che riguardano il podio, che riguardano appunto le premiazioni di questo Gran Premio Città di Cortona, 20° trofeo Val di Pierle, e poi avremo anche la possibilità di sentire le voci degli inseguitori. Qui vediamo ancora altri atleti che sprintano in qualche modo per riuscire a portare a termine la loro competizione. Ricordiamo quindi la vittoria di Alessio Martinelli del team Giorgi davanti al suo compagno di squadra Mattias Vacek, e terza posizione per Antonio Tiberi. Ricordiamo che i 111 km sono stati percorsi in 2 ore e 48 alla media di 39,513. Ed eccolo qua il podio che va a comporsi proprio di fronte agli sportivi di Mercatale. Adesso andiamo a sentire le interviste ai protagonisti. Alessio Martinelli, avevate più carte da giocare nel vostro mazzo, la superiorità numerica nel finale era sicuramente importante, bellissimo sprint però da parte tua. Sì, eravamo in superiorità numerica, però avevamo come avversario un grande rivale. Tiberi infatti è uno dei più forti d'Italia, quindi anche se eravamo in superiorità numerica non eravamo sicuri di vincerla. La volata l'abbiamo presa a ruota, quindi eravamo avvantaggiati e infatti ci siamo fatti valere. Come ci ha raccontato lo stesso Tiberi, ci ha provato in tutti i modi a levarvi di ruota, ma siete stati ancora più duri di lui? Sì, l'ultima salita abbiamo attaccato più volte io e il mio compagno, ma lui ha contrattaccato, quindi si è dimostrato che è in un'ottima forma, quindi molte energie. Poi anche nel finale ci ha riprovato, però dopo in volata ce l'abbiamo fatta batterlo. Mattias Vacek, eravate in superiorità numerica, avete fatto valere questa superiorità numerica, questo 1° maggio è da incorniciare. Sì, abbiamo corso oggi molto bene con il mio compagno, tutta la squadra, per me l'altro podio, sì, per la squadra l'altra vittoria, siamo molto contenti, sì, vediamo le prossime gare, ma sicuramente vinciamo anche di più. Per te un ottimo inizio di stagione. Sì, sono molto contento con l'inizio della stagione, vediamo. Antonio Tiberi, ancora un podio, però avevi una concorrenza piuttosto agguerrita quest'oggi. Sì, quest'oggi i concorrenti erano molto forti e dalla seconda salita siamo rimasti in 3, io, Vacek e Martinelli, e anzi ho scollinato anche con un centinaio di metri di svantaggio, poi sono riuscito a riprenderli giù finita la discesa e poi siamo andati di comune accordo, abbiamo fatto l'ultima salita nella quale ho provato a partire 2 volte, però non ce l'ho fatta a dargli un po' di distacco. E poi nulla, siamo andati d'accordo fino agli ultimi 3 km più o meno, dove ho provato un'altra volta un allungo, però non c'era stato nulla da fare e poi nulla, e ho provato a fare una lunga volata ai 250 metri, ma mi hanno passato comunque. Non possiamo dire che non ci hai provato in tutti i modi. Sì, ci ho provato a staccarli, però comunque sono 2 validi avversari molto forti e nulla, dai, è andata bene così. Arriverà. Sì, dai, prima o poi si rincorre questa vittoria e dai, speriamo bene e non perdiamo mai la speranza. La neo presidente Roberta Lunni, un battesimo del fuoco, lo possiamo dire, però è stata una gara combattutissima, bellissima, e il podio, lo possiamo dire, veramente di tutto rispetto. Sì, siamo molto contenti della riuscita della manifestazione, è stata una bella gara, combattuta, un grande arrivo, quindi siamo molto contenti, insomma. Anche il tempo ci ha aiutato, che non era scontato. Quindi grazie a tutti, a quelli che hanno partecipato e che sono venuti fino a qui, insomma ci hanno seguito, grazie. Va detto, va fatta questa postilla, questa gara era alla memoria di Elio Alunni, il padre di Roberta,
è una figura particolarmente sentita, non è facile seguire queste orme, però ci state riuscendo. Sì, insomma, è una grande responsabilità, anche un grande onore. Il babbo è sempre stato un grande appassionato di ciclismo, anche insomma, un amante del ciclismo, nel senso che anche lui correva, e speriamo di poter continuare a crescere e di continuare questa ormai insomma, gara anche nei prossimi anni, insomma, questo evento per la Val di Pierle e per il comune di Cortona. Per l'organizzazione Nazareno Bricchi. Ora lo vediamo un po' più rilassato, un pochino più disteso. Il lavoro è stato tanto, ma lo spettacolo che hanno offerto i ragazzi ha ripagato di tutti gli sforzi. Sicuramente sì, sicuramente sì. Lo spettacolo tecnico della gara che ha offerto veramente spunti bellissimi. Soprattutto come organizzatori siamo soddisfatti dell'aiuto che abbiamo avuto da tanta gente di questa valle, che è veramente un lavoro encomiabile, perché soddisfare in poche ore tutte le esigenze di oltre 300 persone è stato veramente un bel lavoro di squadra. Niente, ringraziamo veramente di cuore tutte le persone che hanno in qualche modo dato una mano, e siamo soddisfatti, veramente soddisfatti del lavoro fatto in questi mesi e della credibilità che stiamo acquisendo anche come organizzatori, insomma. Questa era la 20ª edizione della gara, e accanto a questo appuntamento importante c'era anche una figura importante da ricordare, quella di Elio Alunni. Abbiamo già parlato con la figlia Roberta, direi che questa edizione non ce ne vogliono le altre, anche il campionato toscano, ma forse questa è stata una delle più belle a livello di qualità, di partecipazione e di spettacolo. Sicuramente noi organizzando questa avevamo nel cuore Elio, perciò tutti gli sforzi. E Elio era una figura particolarmente sentita qui a Mercatale, quindi è normale che ci sia questa reazione. Sicuramente sarebbe stata un'edizione che sarebbe piaciuta tantissimo. Era un amico. Sì, no, abbiamo fatto tutto questo pensando di rendere onore alla memoria di Elio, perché sarebbe stato veramente soddisfatto vedere un lotto di partenti, sia di numero sia come qualitativamente. Questo penso ci siamo riusciti e basta. Arrivederci al prossimo anno? Sì, arrivederci possiamo dire, al prossimo anno possiamo dire, poi dopo bisogna fare comunque. Adesso vediamo, penso di sì, penso di sì, se continuiamo a trovare amici come stiamo trovando adesso, che riescono a darci una mano, a essere coinvolti come noi in questa avventura. Spero che ci siamo.